Al tempo dei nuovi eroi, volutamente non siamo in studio perché siamo a San Patrignano. Oggi abbiamo qua Sofia, ciao, ed Epa, che conosco ormai da anni, ci siamo incontrati in questo luogo tanti anni fa e abbiamo deciso di registrare perché le loro storie veramente meritano di essere conosciute. Il tuo viaggio eroico è partito come per qualunque altro nuovo eroe con la risposta a una chiamata. Quando nella tua vita hai deciso di dire sì? Ciao a tutti. In realtà io ho deciso di dire sì quando mi sono trovata a San Patrignano, quindi ero già entrata in questo posto e a quel punto lì mi sono resa conto che tutte le cose che avevo fatto e che avevo investito in quel momento e fino a quel momento mi si riproponevano come degli errori e che in quel momento lì probabilmente, insomma, un po' di cose le avevo sbagliate. Forse un po' è stato un insieme di cose, sono stata spinta ad entrare in questo posto, non per mia decisione, quindi anche lì la chiamata stava arrivando, ma non lo so, in quel momento lì non riuscivo a coglierla. Fino a che invece l'ho colta quando mi sono trovata già in mezzo a una situazione che mi ha fatto aprire gli occhi. Quindi una risposta sì grazie anche a un sostegno di altri. Depa, tu quando hai detto sì? Ma guarda, la mia è stata proprio il giorno che ho deciso di entrare a San Patrignano, perché alla fine chiedono a tutti i ragazzi se veramente sei intenzionato ad entrare. Io in quel momento ero seduto su una panchina e fuori dalle grate, diciamo, dal cancello c'erano i miei genitori e mio fratello. E me li ricordo che erano, cioè avevano delle facce come, non so, come un cane bastonato, gli avevo proprio fatto male molto. E vedere quei volti avevo capito che avevo creato troppi casini. Parte il viaggio, voi vi mettete in cammino verso un viaggio di rinascita, di resurrezione. Depa, tutti gli eroi quando sono in viaggio, all'inizio del loro viaggio, tendenzialmente hanno la necessità di dotarsi di un gruppo di persone, la banda dell'anello nel Signore degli Anelli, i 300 di Sparta, i marinai della nave di Ulisse. Quanto nella tua vita, nel tuo percorso di rinascita, è stato importante il gruppo, l'altro da te? Oscar, io penso che sia alla base di tutto, perché noi come esseri umani abbiamo una forza dentro che è impressionante, fuori dal normale, se solo riuscissimo a tirarla fuori, ma molte volte è la solitudine che è come un'incudine, proprio ci uccide, e quando sei solo la volontà a volte fa fatica a essere così ferrea, quindi senza una buona banda o compagnia o chi ti sta vicino è veramente tosta, è veramente dura. Nel mio caso sono stati fondamentali, perché senza la mia famiglia che mi avessero spronato e accompagnato a San Patrignano non sarei mai entrato, senza i ragazzi con i quali ho condiviso il mio percorso e ho appreso e compreso determinate cose, non sarei mai riuscito ad arrivare a quello che sono oggi. Sofi, e nel tuo viaggio chi ti è stato vicino? Cosa puoi donare a chi ti sta ascoltando e guardando come messaggio sull'importanza della compagnia? Beh, guarda, sicuramente la compagnia è stata fondamentale perché nell'avere una persona a fianco, che era la ragazza che in quel momento lì mi stava vicino 24 ore su 24, io mi rivedevo un po' nella sua storia e capendo la sua storia potevo capire anche gli errori che a quel punto lì avevo commesso io, un po' come se davanti a uno specchio, perché credo che alla fine poi uno dentro di sé non riesce a capire le cose che sbaglia, no? O magari le capisci, ma solo quando vedi che dall'altra parte ha un riscontro, quando vedi che dall'altra parte la persona che ti sta vicino ti dice delle cose, ti fa vedere delle cose, allora è lì che capisci, cavolo, magari questa cosa l'ho sbagliata.
Quindi sicuramente è stato fondamentale avere delle persone a fianco, come appunto i miei responsabili, il mio gruppo, ma è stato anche fondamentale avere vicino una famiglia che comunque in qualche modo mi ha sempre sostenuto, nonostante tutte le volte che alla fine in qualche modo li ho traditi. Li avevi? Depa, hai una figura nella tua vita a cui puoi riconoscere il ruolo di maestro, di mentore? Può essere anche un'esperienza, un oggetto, una lettura. Sei una persona meglio, qualcuno a cui devi profondamente gratitudine per quello che direttamente o indirettamente ti ha insegnato e che quindi per chi ti ascolta possa essere occasione per destarsi e dire ah ma anche io. Sì, non so, forse può sembrare molto banale, però sono mio padre e mia madre, perché eh, fondamentalmente i genitori, poi soprattutto quando si è giovani, sono sempre un po', tipo una palla al piede, non li sopporti, hai il periodo che li odi e quant'altro, però ci sono delle frasi che vengono ripetute spesso, no? E un genitore ti dice io non vorrò mai il tuo male, ascoltami, ma tu non lo ascolti. E in realtà è proprio così, perché chi ti ama non ti farebbe mai del male. E io vedendo i miei genitori e quanta tenacia hanno avuto con me, e non posso dire non posso decidere che sia qualcun altro, cioè sono loro quelli che i miei mentori, diciamo. Io potrei parlare di mia sorella, perché nonostante ci fosse stata la società, i suoi genitori, i genitori del suo ex ragazzo, comunque aveva tante persone contro, lei nonostante tutto ha portato avanti la sua decisione e nonostante tutto lei ha scelto di andare avanti. E questa cosa per me è significativa, perché significa che lei ha deciso di usare la sua testa. E secondo me questa cosa è la cosa fondamentale. Lei ha usato la sua testa in combinazione col suo cuore. E per me questo è un esempio, perché alla fine perché io devo seguire uno schema o quello che le persone dicono? Cioè, quello bisogna seguire, quello che si sente. Il viaggio dell'eroe per arrivare a compimento deve passare attraverso dei momenti particolarmente difficili. All'inizio sono piccole prove, nell'antichità erano tranelli, indovinelli, ma poi quando entri nel labirinto, se sei Minosse, devi incontrare il Minotauro e lì non si scappa. Oppure scappi tutta la vita, ma poi l'ultimo giorno ti accorgi che forse era meglio affrontarla questa cosa. Quindi Sofia ed Epa, raccontatemi intensamente e brevemente come avete superato i primi momenti di difficoltà e quando avete vinto la lotta finale. Beh, io in realtà la mia più grande difficoltà, ma fin da sempre, è stato quella di aver tradito qualcuno. Quindi in realtà la mia più grande paura era il giudizio di quello che potessero pensare le persone che più mi volevano bene, quindi in questo caso erano i miei genitori. La mia paura è di dire la verità, perché comunque nel dire la verità sapevo che comunque li avrei feriti. E questa cosa per me, ma fin da sempre, ho sempre cercato di tenere nascosto qualsiasi cosa pur di poter proteggerli, ma in realtà tenendoli nascosti non li proteggevo, anzi peggioravo le cose. Ed è successo che appunto a quel punto lì, ormai dal momento in cui io sono entrata, penso che i genitori sono talmente tanto più sensibili che in realtà loro avevano già capito tutto. Quindi non è che c'era bisogno di spiegare molto, loro già avevano capito e l'avevano capito forse ancora prima di me. E quando poi io gliene parlai, sicuramente è stato molto difficile, però dall'altra parte ho ricevuto comprensione, perché in quel momento lì io avevo già fatto una cosa, avevo già iniziato a prendere in mano la mia vita, quindi a quel punto lì
i miei genitori mi hanno solo che sostenuto. Guarda, io quello che ho riscontrato personalmente è che le mie difficoltà, ma penso come tutti, qualsiasi persona, non erano chissà quali difficoltà. Eh, Parto proprio, ne dico una proprio, il semplice volersi bene. Eh, ma ci sono tante cose come appunto la paura di affrontare la vita giornaliera, ma come di affrontare non lo so, un'altra persona nel dirgli la verità o quello che è, insomma. Io penso che il fulcro è stato quando ho capito che chiudendo gli occhi non risolvevo niente, come hai detto tu. Davanti al mostro è inutile che chiudi gli occhi e scappi, lui ti seguirà e ti mangerà. Ho aperto gli occhi e ho preso consapevolezza, quella lì, quando tu ti rendi conto di un problema ci sarà sempre una soluzione, l'importante è raggiungerla, pian pianino si raggiunge. Siamo alla fine. Con una parola o un brevissimo pensiero, come ciascuno di voi può sintetizzare il concetto del suo elisir? Cos'è stato la tua spada nella roccia, il tuo anello, il tuo sacro grado, quella cosa che uscito da Sampa, perché voi siete fuori ormai da tempo, ti sei portato via e oggi ti nutre costantemente e ti dà la forza di essere un modello per il mondo? Beh, per me può essere il riscatto, nel senso che comunque qualsiasi cosa che mi vivo nella mia giornata, oggi me la vivo come un riscatto, perché comunque un paio di anni fa, forse un po' di più di un paio di anni fa, però avrei buttato via tutto. E comunque io dentro di me non avevo tutta questa gran voglia di vivere, quindi qualsiasi cosa che posso fare oggi per me è una cosa pazzesca, è formidabile, cioè alla fine è una rivincita. Io, anche se magari puoi avere la giornata storta, che quella c'è sempre, però è sempre una rivincita per me, perché comunque ti vivi delle cose che un po' di tempo fa non apprezzavo e quindi... Guarda, per me il fatto di non vergognarsi più dei propri errori. Cioè alla fine una persona diventa ogni volta più forte, ogni volta che cade e si rialza. E quello è diciamo il mio elisir. Non vergognarmi se cado e mi faccio male o di quello che gli altri possano dire o pensare di me. Io mi rialzerò sempre e andrò sempre avanti. Io vi ringrazio. In privato ho già avuto modo più volte di dirvi quanto io vi voglio bene e soprattutto vi riconosco l'essere modelli per il mondo. Trovo che fosse importante raccontare cosa è successo da qua in avanti e non ciò che prima di entrare in questo luogo, perché la storia di difficoltà è una storia comune a tutti gli uomini, mentre a noi interessano le storie, no, di risurrezione. E quindi grazie, e vi dedico qua al Tempo di Nuovi Eroi. Noi abbiamo un piccolo rito che è quello di donare una frase all'ospite, una frase nel vostro caso a cui io sono molto riconoscente, ma che trovo che voi incarniate perfettamente, ed è: fai della tua vita un dono e fai di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme. Voi siete due bei doni.